Buongiorno a tutti, spero che si senta. Prova adesso. Pronto? Ecco qua, Adesso 1, 2, 3, prova, funziona. Bene, allora, grazie a tutti, grazie all'architetto Roberto Pescarollo e io porgo il saluto dell'ordine degli ingegneri della città metropolitana di Venezia in questo convegno che è dedicato alle visioni di pianificazione e di qualificazione di Porto Marghera. Lo facciamo in una location particolarmente significativa e anche evocativa che è la Venice Heritage Tower, questa ex torre di raffreddamento che rappresenta forse la soluzione di continuità tra quello che era Porto Marghera e quindi Venezia una volta, un tempo, e quello che vuole diventare in futuro e in parte già è. È un luogo che certamente testimonia come la rigenerazione possa diventare racconto, memoria, progetto e futuro. Siamo collocati all'interno di Porto Marghera, Porto Marghera ovviamente è un sistema molto complesso con infrastrutture, logistica, industria, ambiente, energia, mobilità, paesaggio, ma proprio per questo è un laboratorio unico dove credo che la competenza degli ingegneri possa dare il suo contributo, naturalmente in piena collaborazione, come ormai è d'obbligo fare, cercando appunto delle sinergie anche con tutte le altre professioni tecniche e non solo tecniche per rigenerare ambienti come Porto Marghera. Ripensare la mobilità e la viabilità, progettare sistemi energetici innovativi come le comunità energetiche rinnovabili e l'uso esteso del fotovoltaico nelle coperture industriali. Colgo l'occasione peraltro per segnalare che proprio lunedì scorso c'è stato un incontro in regione perché la regione con i rappresentanti delle professioni, degli stakeholder, come si usa dire, perché la regione sta attivando, sta redigendo e tra non molto andrà in giunta un documento che riguarda proprio l'accelerazione delle procedure, l'accelerazione e l'individuazione accelerata di aree da destinare a fotovoltaico. La questione energetica, tra l'altro, credo sia di grandissima attualità proprio in questi giorni e quindi credo che tutto quello che si va a fare in quest'ambito debba generare in noi la massima attenzione. Quindi rigenerare gli spazi produttivi qui a Porto Marghera, supportare la transizione ecologica e dopo incentivare il dialogo tra tutti i soggetti, professioni, il mondo dell'imprenditoria, eccetera, per costruire una visione unitaria e condivisa. Il programma della giornata odierna, direi, mostra chiaramente che vi è la volontà di costruire un percorso interdisciplinare. L'abbiamo visto nel corso della mattinata con le diverse relazioni, i diversi incontri e lo vedremo a seguire anche nel pomeriggio. La presenza delle università, della regione, dell'autorità di sistema portuale, dei professionisti e delle imprese del territorio conferma proprio che la rigenerazione di Porto Marghera non può essere un insieme di interventi isolati e scollegati fra loro, ma deve esistere e deve rispondere a un progetto unitario capace di generare valore per l'intera area metropolitana. E quindi ecco il grande interesse anche per gli interventi, i progetti che oggi sono stati messi in cantiere e di cui in parte sono stato anch'io umile osservatore anche questa mattina con il taglio del nastro per
la pianta, no, che sarà il primo elemento della foresta a Venezia, cioè pensare proprio di ripensare in verde l'intera zona, l'intera area di Porto Marghera, un'area che ha indubbiamente generato da un lato molto lavoro, ricchezza, produzione, ma che dall'altro ha anche determinato delle situazioni di crisi, perché l'inquinamento che quelle produzioni hanno determinato ha generato un prezzo che oggi noi stiamo pagando, e quindi ripensarla in verde è importantissimo. E quindi un cenno va fatto alla Fondazione Cini, rappresentata qui oggi da Giovanni Agliata, che ha partecipato all'incontro e al taglio del nastro di stamattina. Credo sia assolutamente doveroso. Un cenno lo faccio anche al Museo Diffuso Regionale dell'Ingegneria, che ci riguarda direttamente, ma riguarda un po' tutte le professioni tecniche. Pensiamo all'infinità di opere che sono state realizzate nel territorio veneto. Noi ci occupiamo di questo naturalmente, ma poi anche il resto non è privo, e di come anche l'idea di rendere fruibili, di rendere presentabili queste opere ai più, non solo agli interessati del settore, ma a tutte le persone che abbiano una sensibilità, una curiosità di conoscere l'evoluzione tecnica e tecnologica, infrastrutturale del nostro territorio, possa effettivamente rappresentare qualcosa di molto positivo. Ne parlava prima l'architetto Pradella, e quindi ho ascoltato con molta attenzione anche la sua relazione. Progetto Terre e Acque, il catalogo del padiglione Italia della mostra di architettura della Biennale di Venezia, e I segni sull'acqua, il giornale redatto a conclusione dell'attività di sperimentazione dell'Osservatorio regionale sul paesaggio della bonifica del Veneto orientale. Anche qui non posso esimermi, mi scuserete, di dire due parole sulla bonifica. Il territorio, specialmente della provincia di Venezia e della provincia di Rovigo, sono stati segnati da numerosi interventi di ricomposizione, di recupero del territorio dall'acqua, di bonifica. Sono terreni che sono stati portati alla produzione e che oggi segnano anche dal punto di vista ambientale, anzi forse oggi particolarmente dal punto di vista ambientale, il nostro territorio. Sottolineerei gli interventi proprio di bonifica ambientale che i consorzi di bonifica, in particolare il consorzio di bonifica Acque Risorgive, che opera nel nostro territorio, chi segue le attività di questo consorzio sa che non c'è solo difesa dalle acque, non c'è solo approvvigionamento dell'acqua, ma vi è anche una ricomposizione ambientale, un recupero di aree umide, perché il nostro territorio è articolato e ricco di acqua e di tutte le manifestazioni che l'acqua stessa determina sul nostro territorio. Quindi come ingegneri noi dobbiamo promuovere qualità tecnica e innovazione, valorizzare la cultura della sicurezza e della sostenibilità, contribuire alla definizione degli aspetti tecnici, standard, linee guida per la rigenerazione delle aree industriali, e sostenere la crescita professionale dei nostri iscritti attraverso iniziative formative che per quanto riguarda l'Ordine di Venezia sono curate dalla Fondazione Ingegneri Veneziani, che è una emanazione dell'Ordine proprio con lo specifico scopo di promuovere le attività formative. Quindi la rigenerazione di Porto Marghera non è solo un tema progettuale, ma è un impegno civile. Ecco, questo vorrei veramente sottolinearlo, il ruolo che devono svolgere, direi, tutte le professioni come impegno civile per sostenere iniziative di rigenerazione, per sostenere iniziative che riqualifichino
il nostro territorio, per fare un investimento sul futuro della città e della sua identità produttiva. Non mi resta che ringraziare nuovamente Roberto Pescarolo per il coordinamento culturale di questa iniziativa, Cristian Sottana per la messa a disposizione della torre della Venice Tower per l'ospitalità, e naturalmente tutti i relatori che oggi si susseguiranno. Porto Marghera merita, e chiudo, sicuramente una nuova stagione sostenibile, innovativa e condivisa. Noi come ingegneri siamo pronti a fare la nostra parte. Grazie. Lo ringrazio l'ingegnere Mariano Ferraro, da un lato anche per la profondità e la larghezza degli orizzonti, no? Perché questo ci dà la forza a tutti i colleghi presenti di poter avere l'appoggio dell'Ordine degli Ingegneri anche per le puntate successive, e lo stesso anche ovviamente all'Ordine degli Architetti di Venezia per quanto detto dall'architetto Berardo.